Si apre a nord-est la prima breccia nel muro del payback sanitario. Con un'ordinanza pubblicata venerdì, infatti, il TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare presentata da alcuni produttori di dispositivi medici contro il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, oltre che l'Abruzzo e il Ministero della Salute. Nell'ambito di una battaglia giudiziaria che conta a livello nazionale circa 1800 ricorsi, i giudici amministrativi hanno sospeso i provvedimenti con cui il Dicastero e a cascata le regioni avevano preteso la compartecipazione delle aziende allo sforamento della spesa. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è il 3 luglio 2023. La prima notizia del giorno riguarda la decisione del TAR di sospendere il pagamento delle ditte nella vicenda del payback sanitario. Si tratta delle aziende fornitrici di dispositivi alle aziende ULSS di Veneto, Friuli Venezia Giulia e di tutta Italia. La prima breccia si apre però a nord-est, accolta l'istanza cautelare dei fornitori contro il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. La scadenza del payback attualmente fissata è il 31 luglio, ma Confindustria chiede un rinvio a fine anno. Ma torniamo a leggere sul Gazzettino l'articolo di Angela Pederiva. In tutta Italia il conto a carico delle imprese ammonta a 2,2 miliardi di euro, di cui 231 milioni in Veneto e 128 in Friuli Venezia Giulia. Il territorio veneto è uno di quelli maggiormente indebitati, con 2170 realtà coinvolte, ditte a cui un decreto varato ancora nel 2011 ma rimasto sulla carta fino al 2022 impone di accollarsi fra il 40% e il 50% dell'esborso sostenuto dalle regioni dal 2015 al 2018 per l'acquisto di bisturi, garze, pacemaker e di tutti gli altri dispositivi medici utilizzati dalle aziende sanitarie e ospedaliere. A causa delle proteste, la scadenza del pagamento ha visto diverse proroghe. L'ultima è fissata al prossimo 31 luglio, data entro cui i fornitori dovranno decidere se ritirare le azioni legali e fruire di uno sconto governativo oppure andare avanti con le impugnazioni. Il primo riscontro giudiziario, appunto come abbiamo letto, è arrivato in questi giorni. Diverse imprese, sia medio-piccole che grandi, avevano chiesto l'annullamento di centinaia di atti fra decreti ministeriali e regionali, nonché note aziendali dal nord al sud del paese. In giudizio si erano costituite alcune regioni, a cominciare dal Veneto, che ha schierato ben 8 avvocati, e dal Friuli Venezia Giulia, che era rappresentata da 2 legali. Regioni che in ossequio alla legge statale avevano intimato il versamento degli importi. Ebbene, intanto la prima decisione del TAR concedere la sospensiva appunto alle aziende ricorrenti, un primo punto segnato quindi da parte delle ditte, anche se naturalmente la decisione del tribunale dovrà ancora arrivare. Nel frattempo tira un sospiro di sollievo Confindustria Dispositivi Medici, associazione di categoria che registra 489 grandi aziende in Veneto, 91 in Friuli Venezia Giulia. La sospensiva del TAR, ha dichiarato il presidente Massimiliano Boggetti, rappresenta una prima importante presa di posizione e va nella logica di quanto abbiamo sempre sostenuto, ovvero che la norma del payback è ingiusta e incostituzionale. Chiediamo pertanto ancora al governo di spostare ulteriormente i termini di pagamento del payback a fine anno per poter trovare soluzioni efficaci di governance del settore che consentano di superare la norma e cancellarla. Inoltre le istanze cautelari del TAR, a cui immaginiamo ne seguiranno delle altre, rischiano di mettere in ulteriore difficoltà le piccole imprese che non sono ricorse al tribunale amministrativo perché non in grado di affrontare il contenzioso. Questa è la dichiarazione di Confindustria Dispositivi Medici. Continueremo a seguire la vicenda del payback in sanità. Nel frattempo voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Marmolada, famiglie divise fra rabbia e rassegnazione. Oggi cade l'anniversario della strage con il distacco del Seracco dal ghiacciaio sopra il Fedaia. Il fratello di Miotti, una delle vittime: non accetto l'imprevedibilità. D'altra parte il papà di un'altra vittima: è tremendo ma la vita continua. E ancora uno degli amici: colpe non ce ne sono.
C'è la dichiarazione di Messner sul Gazzettino di oggi: chi come me ha perso un familiare in quota comprende che non c'è rabbia perché la montagna non compie errori. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: tanto dolore nella bellezza assoluta, la montagna deve rimanere aperta. Messa celebrata ai 3343 metri di Punta Penia, poca distanza dal luogo in cui la valanga uccise 11 persone. La tragedia della Marmolada un anno dopo. Oggi la cerimonia in ricordo delle vittime della valanga nel piazzale di Passo Fedaia. Una targa commemorativa sarà collocata in uno spazio di meditazione. Messner, anche qui questo ambiente contiene pericoli che bisogna conoscere. E anche i quotidiani del gruppo Gedi raccontano la rabbia, la disperazione, il tormento dei familiari collegati dal rifugio Castiglione. Ci si interroga ancora sulle responsabilità. Ancora la notizia sul Giornale di Vicenza che apre con un virgolettato: sono viva e miracolata ma sono stata dimenticata. Alessandra De Camilli, 52 anni, di Schio, è sopravvissuta al tragico incidente ma ha perso il compagno Tommaso Carollo, che era con lei al momento del distacco del ghiacciaio. Con l'archiviazione del caso non avrà risarcimenti. Inoltre si è vista recapitare il ticket per il trasporto in elicottero da Canazei a Trento. Parla quindi una sopravvissuta, racconta: ho sentito un forte rumore, ho guardato verso la cima della montagna, qualcuno ha gridato via via e poi sono svenuta. Il Giornale di Vicenza fa il punto della situazione, ricorda l'episodio, il fatto tragico. Alle 13.43 il primo allarme, poco prima delle 14 venne annunciata la tragedia peggiore di sempre sulle Dolomiti. Era il 3 luglio 2022, una torrida domenica d'estate, quando sotto la valanga di ghiaccio della Marmolada morirono 11 persone, 9 italiani e 2 cechi. Il 20 giugno scorso, a quasi un anno dalla tragedia, il GIP del Tribunale di Trento, Enrico Borrelli, ha archiviato l'inchiesta della Procura condividendo le motivazioni dei periti tecnici secondo cui l'evento non era prevedibile. Da metà giugno 2022 le temperature in vetta hanno raggiunto i 10,7 gradi. Insomma, una vicenda che non vede colpevoli, e questo naturalmente, come abbiamo letto, non sta bene ad alcuni dei familiari e anche in parte alla donna sopravvissuta che dice di essere stata dimenticata. Nel frattempo, per chiudere questa pagina, dal Trentino continua ad arrivare un no a chiusure della Marmolada. Il ghiacciaio va studiato. Molto chiari su questo il sindaco di Canazei e il presidente della provincia di Trento, che da sempre si sono opposti alla possibilità di chiudere il ghiacciaio. E noi invece chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia flash. La troviamo ancora una volta sul Gazzettino di oggi. Jesolo sfida tra bande all'autostazione ogni domenica, qui è una polveriera. Ieri intorno alle 6 un gruppo di ragazzi mestrini e un altro di italiani di seconda generazione si sono fronteggiati. Il rapido intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, predisposta una corsa bis per farli rientrare separatamente. L'articolo di Giuseppe Babbo sul Gazzettino di oggi. E per questo lunedì 3 luglio è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.